Forse il Cagliari più bello della stagione, quello visto giocare al calcio da squadra per almeno un'ora e un quarto. Un Cagliari che ha messo alle strette il Sud Tirolo, che lo ha annullato sul campo, che poteva fare tantissimi gol. Un Cagliari che però ha rinunciato a cercare di giocare all'inglese. Curioso che sia capitato proprio a Ser Claudio Ranieri questa cosa, perché il Cagliari che vinceva 1-0 con Nandez, Mancosu, con lo stesso Prele che in grande spolvero, è il Cagliari che doveva continuare ad attaccare, a tenere il Sud Tirolo nella propria area di rigore, alla ricerca di un costante gol. Più ne fai e meglio è, senza mai cedere. Un modulo che stava funzionando, un sistema di gioco che stava dando i suoi frutti, rischi quasi niente. E si è pensato di poter gestire la partita all'1-0 come si fa con le grandissime squadre, perché effettivamente il Cagliari dava la sensazione di essere una grandissima squadra. Ottenuto il gol con la Padula nel corso del primo tempo, ma sfiorato in altre occasioni con belle trame di gioco, il Cagliari aveva cercato di trovare il gol del raddoppio anche nel secondo tempo e alla fine, quando devi fare i cambi, invece di fare i cambi uomo per uomo senza toccare niente di quello che sta funzionando per continuare ad attaccare, Ranieri ha pensato di mettere una difesa a 5, 3 centrocampisti e 2 attaccanti, rinunciare ai giocatori migliori che si erano visti in campo, un Mancosu irraggiungibile, Nandez come mai non si era visto in questa stagione, Prele che è cresciuto a dismisura, cioè 3 possibili attaccanti, sostituiti peraltro anche con un difensore. Hai ceduto 1,5 punti all'attacco, direbbero i Pokémon, e alla fine hai permesso al Sud Tirolo di restare in partita, perché poi di fatto l'unica cosa che il Sud Tirolo ha fatto è quella di rimanere sotto di un solo gol, cosa che probabilmente sarebbe stata difficile mantenendo i giocatori migliori in campo. E rimanendo sotto di un solo gol è bastato un episodio, come capita molto spesso nel calcio. Il Sud Tirolo non ha fatto comunque niente di particolare per pareggiare, semplicemente un rimpallo sulla mano di Zappa che ha portato la Rivei a poter consumare la sua vendetta contro Cagliari. Ha fatto finta di non gioire, ma sotto sotto ce l'ha rifilata per bene, considerato che per anni noi l'abbiamo aspettato, lui non è mai arrivato e forse si sentiva anche un poco in qualche modo maltrattato. Anche Bisoli ha gioito e ha gioito tanto, un pareggio importante per il suo Sud Tirol, ma visto il valore in campo oggi, se il Cagliari gioca per vincere, se il Cagliari gioca 90 minuti per vincere, anche nei playoff, non ce ne sarà per nessuno. Bisogna crederci, bisogna non osare levare mai il piede dall'acceleratore, perché nel momento in cui lo fai riviene fuori l'anima della Serie B. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.